Il tema secondo noi è quello dell'emergenza fiscale in generale, perché si rischia in questo momento di fare, in qualche modo, di trovare capi ispettori senza andare sino in fondo alle questioni che riguardano la situazione che c'è. Siamo rimasti abbastanza sconcertati dal modo con cui il Presidente della Regione è intervenuto sulla vicenda fiscale, sulla vicenda d'Italia, perché la troviamo una modalità di intervenire che non è quella che ci si aspetta da chi svolge una funzione istituzionale così rappresentativa, con un approccio eccessivamente superficiale sulle questioni. Intanto noi abbiamo l'idea che la Regione possa fare molto di più di quello che lui ha dichiarato e lo possa fare subito e a legislazione vigente. Il primo punto fondamentale è questo: ci sono le condizioni a legislazione vigente, poi lo spiegheranno meglio i miei colleghi, perché la Regione dichiari di essere in una situazione eccezionale di crisi e chieda l'applicazione in Sardegna di norme che già esistono sia per una moratoria fiscale sia per tutto il tema degli studi di settore. Quindi esiste a legislazione vigente, lo si può fare, lo decide semplicemente una dichiarazione, una decisione formalmente scritta dal Ministro Tremonti, quindi basta che si chieda, che la Regione chieda all'amico Tremonti, che è stato difeso anche in aula qualche giorno fa dal Presidente della Regione, di fare quello che si può fare già oggi a legislazione vigente. Questo è il primo punto. Basta dichiarare la situazione di crisi. Seconda cosa, non si risolvono le questioni immediate che ci sono in questo momento in campo rilanciando o rimandando la soluzione al tavolo del federalismo fiscale, intanto perché ad avvenire ci vuole molto tempo. Seconda cosa, ci sembra largamente incompatibile con una cosa, cioè sembra in qualche modo che si prefiguri un sistema regionale di imposte quando questo stesso governo ha cancellato l'Agenzia regionale delle entrate poco meno di 4 mesi fa. Legge numero 1 del 2011, cancellazione dell'Agenzia regionale delle entrate che aveva proposto e istituito il governo regionale. Terza cosa, la Regione deve intervenire immediatamente per chiedere la cancellazione nel decreto sviluppo del 6 maggio di uno strumento che danneggerà largamente e peggiorerà la situazione delle aziende, in Sardegna in particolare, che è lo strumento dell'accertamento esecutivo, che fa saltare immediatamente tutto il periodo di iscrizione al ruolo e quindi fa morire le aziende in tempo reale. È un danno che colpirà tutte le aziende più deboli del Paese, più deboli delle regioni deboli. Anche questo è un danno che fa il Ministro Tremonti. Cappellacci intervenne sul Ministro Tremonti. Ultimo punto, serve che la Regione non prometta soltanto il fondo anticrisi, ma lo faccia. Lo può fare perché abbiamo già detto nei mesi scorsi, sono fermi e inutilizzati e inutilizzabili i 270 milioni di euro messi in capo alla SFIRS, non li sta utilizzando nessuna azienda. Quei fondi possono essere largamente utilizzati se vengono dedicati per potenziare la capacità dei consorzi fidi non in termini quantitativi ma qualitativi, passando dalla copertura del 20% alla copertura dell'80% e dedicandolo esclusivamente a questo, in modo che anche le banche siano costrette ad accettare quel tipo di strumento. Questi sono 4 esempi concreti che la Regione può mettere in campo con sue politiche e a legislazione vigente e in un rapporto più forte e determinato con il governo nazionale, cosa che fino a questo momento ha dimostrato di non mettere in campo, ma vorrei capire se, al di là delle dichiarazioni generali, è disponibile invece a dedicarsi agli interessi dei sardi.